Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto a mascherina, faremo una pulizia energetica del nostro corpo, della nostra aura, però non useremo il pendolino, ma useremo la nostra immaginazione. Vi ho già parlato della stella di Davide e oggi vi parlerò anche della Terra. Useremo due sistemi per la nostra pulizia eterica della nostra aura, così che nessuno ci possa attaccare. Questo non ha bisogno del pendolino, ma basta che troviamo un nostro posto tranquillo per stenderci e chiudere gli occhi. Comunque, prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Ildegarda del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche nei canali di Telegram, dove al lunedì, sempre in modo gratuito, potete ricevere degli insegnamenti di esoterismo alle ore 20:30, e se vi scappa anche un super bellissimo super like, è ben accetto, che tira sempre su di morale. Bene cari amici, iniziamo con queste piccole e semplice meditazione che purifica anche il corpo e rinforza l'aurea, il corpo eterico e l'aurea, tutta compresa dei vari corpi sottili. Bene, iniziamo. Mettetevi comodi, sdraiati possibilmente o seduti su una poltrona, e incominciamo con la stella di Davide, e poi, mentre saremo nella stella di Davide, useremo questo sistema di pulizia dell'aurea. Bene, mettetevi comodi, belli tranquilli, rilassati, incominciate a chiudere gli occhi e con la lingua passate sopra il palato, sopra i denti e sotto la parte sotto dei denti. Fatelo più volte, poi con gli occhi chiusi incominciate a percepire la stanza dove siete, con le mani sentite il tatto di dove siete seduti o sdraiati. Mettetevi comodi, rilassatevi, sentite tutti i profumi che sono intorno a voi e incominciate a immaginare un immenso prato verde a forma di stella di Davide. Bene, in questo stato di rilassamento voi potete camminare tranquillamente a piedi nudi su questo bellissimo prato di un bellissimo verde sgargiante che è immacolato. Voi camminate tranquillamente in questo prato bellissimo a forma di stella di Davide, e in questo momento di rilassamento potete stare in questo stato quanto volete, ma mentre state in questo stato incominciamo a poter fare una pulizia energetica col secondo step, e cioè incominciamo ad allontanarci da questa stella, il nostro corpo lievita, ci estraiamo praticamente dal nostro corpo, che è sempre su questa bellissima stella verde di Davide, immersa in questo bellissimo verde a forma di stella di Davide. Noi usciamo praticamente dal nostro corpo e lentamente saliamo sempre più velocemente, vediamo questa stella allontanarsi, usciamo dal nostro paese dove abitiamo, lo vediamo sempre più lontano, usciamo dal nostro paese sempre più lontano, saliamo, saliamo, passiamo le nuvole e praticamente siamo fuori a tanti chilometri dal pianeta Terra, e vediamo questo pianeta come se fosse una palla. A questo punto possiamo stare lì, fissare questo bellissimo pianeta chiamato Terra, e voleggiare e galleggiare in questo spazio dove siamo solo noi, dove c'è solo il nostro essere, e qui possiamo stare tutto il tempo che vogliamo. Quando siamo stanchi di stare in questo bellissimo posto tranquillo, pieno di pace, possiamo rientrare lentamente, scendiamo, vediamo sempre di più la nostra regione, la nostra città, e entriamo su questo bellissimo prato a forma di stella verde. Un bellissimo prato a forma di stella di Davide, verde, color verde, bellissimo, sgargiante, e possiamo camminare. In questo momento noi ci siamo già ripuliti fuori nello spazio astrale, guardando la Terra, ci siamo puliti la nostra aura, e qui possiamo tranquillamente camminare su questo prato rilassati.
a questo punto possiamo anche decidere da uscire da questo spazio interiore dentro di noi e riprendere possesso del nostro corpo. Bene, cari amici, questa piccola meditazione con pulizia dell'aura voi la potete fare quante volte volete e quando vi sentite attaccati. È un secondo protocollo molto semplice, non ha bisogno di pendolini o di attrezzature varie e funziona sempre. L'ho utilizzato molte volte e mi ha sempre dato ottimi risultati. Quindi quando voi vi sentite un po' stressati o avete incontrato una persona che praticamente vi ha vampirizzato o siete in ufficio, potete farlo tranquillamente in ufficio o sul posto di lavoro, basta che trovate una sedia e vi possiate mettere un po' a riparo dalle altre persone con gli occhi chiusi e iniziare la vostra meditazione che comprende la stella di Davide, cioè un prato a forma di stella di Davide e esteriorizzare il mondo. Quando noi siamo su questa stella di Davide che camminiamo tranquillamente, possiamo uscire dal nostro corpo e guardare il mondo da lontano, così che nel mondo siderale, nello spazio siderale, come si dice, viene ripulita la nostra aura. Bene, cari amici, anche per oggi il vostro Marietto veneziano vi ha detto un'altra piccola pillola molto velocemente. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di De Gade Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gruppi Facebook e di iscrivervi anche al canale di Telegram che è gratis, lo ripeto, e si può venire ogni lunedì sera ai nostri incontri di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!